L'occupazione cosacca e caucasica del Friuli rappresenta sicuramente una pagina peculiare della storia della Resistenza. Questo perché dalla tarda estate del 44 sino ai primi di maggio del 45 la Carnia, l'Alto Friuli e la zona orientale della regione furono occupate da una formazione collaborazionista dei tedeschi composta appunto da cosacchi e da caucasici. Al termine cosacco la memoria va immediatamente a Pushkin, a Gogol, ai racconti di Tolstoi, alle rivolte dell'età moderna, alle cariche di cavalleria, piuttosto che a una popolazione fiera e bellicosa. Più prosaicamente giunsero delle truppe collaborazioniste che erano accompagnate da dei propri civili, veri e propri profughi che accompagnavano gli armati con cariaggi e con quanto erano riusciti a portare dopo una lunga ritirata che li aveva visti partire dalla Russia meridionale e raggiungere l'Italia, passando per l'Ucraina, la Bielorussia e la Polonia. Il loro insediamento in Friuli è stato la conseguenza della collaborazione militare e politica intrapresa con la Germania nazista, su due teatri fondamentalmente. Quello della Russia meridionale a seguito dell'operazione Barbarossa e dell'azione fatta dal punto di vista politico dalle elite che erano in esilio dopo il 1917, che videro nell'avanzata tedesca l'ultima speranza per proseguire quella lotta controrivoluzionaria che era appunto cominciata per molti dopo la rivoluzione d'ottobre. Fu un processo complesso che fu plasmato e intrecciato da ragioni militari, politiche, anche di opportunismo, economiche, che però vide alla fine, con il proseguire delle difficoltà dei tedeschi, vide appunto i tedeschi concedere dei privilegi e dei riconoscimenti ai cosacchi. L'evento più importante è il decreto firmato da Keitel e da Rosenberg nel novembre del 43, che appunto garantì ai cosacchi alcune ricompense, alcuni diritti, alcune forme di autonomia, ma soprattutto alcune zone di insediamento. Questo fu stabilito perché dopo la sconfitta della battaglia di Stalingrado, molti cominciarono a seguire i tedeschi in ritirata. E qui vennero progressivamente e sempre con maggior successo impiegati nella lotta al movimento partigiano nell'Europa orientale. SS e Wehrmacht capirono che i cosacchi erano abili nell'infiltrarsi dietro le linee e nel fare in modo di mettere in seria difficoltà appunto i reparti partigiani. Le truppe cosacche caucasiche giunsero quindi in Friuli nel 1944 perché la regione era divenuta parte della zona di operazioni del litorale adriatico. E qui era in corso una intensa lotta contro i vari movimenti partigiani. Fu quindi deciso che i cosacchi avrebbero preso parte all'eliminazione delle zone libere che si erano costituite e avrebbero poi preso possesso del territorio per, da un lato, impedire la riorganizzazione dei reparti partigiani e dall'altro per controllare il territorio stesso, vigilando anche sulle vie di comunicazione. Di fatto venne istituita una zona di insediamento, denominata da questo periodo Cosackenland in Nord Italia, nella quale i cosacchi e i caucasici si sarebbero insediati con la possibilità di ricomporre tutte le loro strutture civili e militari che erano necessarie al loro sostentamento. Questa disposizione è stata interpretata da molta storiografia come la concessione di una vera e propria nuova patria per i cosacchi. Tuttavia, le autorità tedesche la ritennero sempre una soluzione temporanea e comunque rispondente a un principio di utilità. E infatti penso sia improbabile pensare che ritenessero di costituire un vero e proprio Stato cosacco ai confini del Reich, in un territorio poi sul quale avevano anche delle mire espansionistiche e comunque diversi interessi. Una volta giunti in Italia e dopo un breve periodo di riorganizzazione, i reparti cosacco e caucasici furono immediatamente impiegati nelle operazioni militari. I primi scontri ai quali presero parte furono quelli riferiti all'operazione Klagenfurt, ovvero l'operazione del settembre del 44 contro la zona libera del Friuli orientale. Poi, dall'ottobre del 44, presero parte all'operazione Wallaufer,
L'operazione Grande Rastrellamento al quale cooperarono con tedeschi e fascisti per eliminare la Repubblica Partigiana della Carnia e dell'Alto Friuli. Queste azioni militari si svolsero in un clima di vero terrore, perché oltre agli scontri con i partigiani, i cosacchi caucasici commisero inenarrabili violenze contro la popolazione. Furono una quindicina le vittime, molte le persone percosse o ferite, almeno 500 quelle arrestate e deportate in Germania. Cosacchi caucasici incendiarono abitazioni, devastarono luoghi di culto, commisero saccheggi, furti di interi paesi con danni molto ingenti. È anche importante sottolineare che le truppe collaborazioniste commisero nel corso di tutte queste operazioni un grandissimo numero di stupri. Si registrarono oltre 200 casi di violenza alle donne, cifre che probabilmente andrebbero anche riviste a rialzo, considerando la difficoltà di raccogliere denunce e testimonianze e anche le comprensibili forme di reticenza e di pudore nel denunciare fatti di questo tipo. È però importante rilevare che durante queste operazioni militari lo stupro divenne un vero e proprio strumento di guerra utilizzato per terrorizzare, per umiliare il nemico e per prendere possesso del territorio. In questo contesto le donne divennero, il corpo delle donne divenne un ulteriore campo di battaglia della guerra totale che tedeschi, fascisti e cosacchi stavano combattendo. Nei paesi rastrellati, poi spesso commettendo ulteriori efferatezze, sfollamenti, razzie, i cosacchi caucasici presero possesso del territorio, ricomponendo e riproponendo quei metodi antipartigiani adottati sul fronte orientale. La popolazione friulana percepì il loro arrivo come un episodio di violenta e inaspettata depredazione. La maggioranza delle fonti descrivono infatti queste truppe come delle vere e proprie orde che ricordavano le invasioni barbariche. Un tasso di violenza altissimo, che forse è ben sintetizzato dalle parole di Michele Gortani, che nel suo libro più importante, Il martirio della Carnia, ci descrive così appunto i cosacchi. Una popolazione di uomini semiselvaggi, per natura spietati, cui era premio usuale il saccheggio, norma consueta il proprio capriccio, unica disciplina il combattimento. Ecco che dopo le grandi operazioni di rastrellamento il contingente si insediò sul territorio. Dato che era distinto in due gruppi etnici che erano differenti per tradizioni, usi e anche religione, infatti i cosacchi erano ortodossi, mentre i caucasici erano in maggioranza musulmani, appunto questi due diversi gruppi si stanziarono in due zone diverse. Nella parte settentrionale della Carnia presero posto e fu gestita dai caucasici. Nella parte invece meridionale si insediarono i cosacchi dell'atamano Domanov. E qui poi nei diversi distretti furono insediati i cosacchi di diverse provenienze. I cosacchi del Don, del Kuban, del Terek e di altre zone. A Tolmezzo invece trovarono sede i maggiori comandi militari e i maggiori organi amministrativi, a fianco a quelli tedeschi. Alcuni paesi, va sottolineato, furono completamente evacuati per far posto ai cosacchi e questo avvenne soprattutto nella Valle del Lago, dove Alesso, Cavazzo e Trasaghis furono ribattezzati rispettivamente Novocherkask, Krasnodar e Novorossiysk, vere e proprie stanizze cosacche, villaggi cosacchi. Furono riorganizzati anche molti presidi militari, comandi, addirittura un'accademia militare, le scuole, i tribunali, per i caucasici e per i cosacchi, ospedali, tipografie, negozi, teatri e anche luoghi di culto. Nel febbraio del 1944 giunse da Berlino anche Krasnov, un atamano che era stato un acceso oppositore del bolscevismo e che era uno dei vertici dell'organizzazione centrale degli eserciti cosacchi. In Italia era noto come autore di romanzi e soprattutto forse il romanzo più celebre era Dall'Aquila Imperiale alla Bandiera Rossa. Krasnov prese
possesso di stabilì il suo comando a Villa di Verzegnis. Altri contingenti cosacchi furono presenti in diverse località del Friuli, Tarcento, Nimi, Sfaedis, Cividale, Gorizia, nel Basso Friuli, nella Pedemontana, a San Daniele, Buia, Maiano, nella Val d'Arzino e anche nello Spilimberghese. È importante rilevare che si instaurò una difficile convivenza con la popolazione locale, che fu costretta a cedere parte delle proprie risorse essenziali, ma fu costretta a cedere anche le proprie abitazioni, completamente o convivendo con militari e con civili cosacchi. Nei paesi e poi all'interno delle singole case si rese spesso necessario negoziare e rinegoziare gli equilibri, mentre durante l'inverno, un inverno che molte fonti definiscono come l'inverno di fame e di terrore, continuarono rastrellamenti, intimidazione, arresti e violenze. Seppur non mancarono, e questo va detto, tentativi di compressione e di avvicinamenti reciproci, soprattutto da parte dei civili, in generale venne instaurato un regime poliziesco e terroristico, caratterizzato da violenza, da prevaricazione, da ristrettezza di mezzi e di risorse. Una vera e propria cappa che strinse il Friuli sotto un controllo strettissimo e che comportò difficoltà anche di movimento. Va infatti specificato che il Friuli era già stato segnato molto dolorosamente dalla guerra e anche dalla violenza nazifascista e l'impatto militare ed economico dei cosacchi mise a rischio la stessa sopravvivenza della popolazione. Si trattò infatti di circa 30-35 mila unità, arriveranno quasi a 40.000 negli ultimi giorni della guerra, che aveva un imponente numero di carriaggi e di cavalli, si stimano anche qui tra i 4 e i 6.000. E questo contingente sfruttò in maniera indiscriminata le risorse pubbliche e private, tra tutte il fieno, ad esempio, necessario al sostentamento degli animali e quindi della stessa popolazione. Non va infine dimenticato che la violenza praticata dai cosacchi, sebbene avvenga in solo 8 mesi di occupazione, incide per un terzo su tutti gli episodi commessi nel Friuli, nell'Alto Friuli. Quindi il loro apporto fu determinante nell'economia di tutte le violenze commesse nella nostra regione, azioni che poi durarono sino alla fine della guerra, perché l'ultimo rastrellamento fu fatto dai cosacchi il 25 aprile del 45, quando già le principali città dell'Italia settentrionale venivano liberate. Il contingente cosacco-caucasico lasciò velocemente il Friuli negli ultimi giorni del maggio del 1945, lasciandosi però alle spalle una lunga scia di morte e di devastazione. L'ultima strage fu compiuta appunto durante la ritirata nel paese di Ovaro. Valicato poi il passo Montecroce Carnico, i cosacchi intrapresero l'ultima parte della loro ritirata verso Lienz e verso Oberdrauburg. Qui, dopo un mese circa, avvenne la resa agli inglesi. Però, secondo gli accordi stipulati a Yalta, il contingente cosacco-caucasico doveva essere riconsegnato all'Unione Sovietica. Gli inglesi quindi misero in atto delle operazioni per consegnare i cosacchi e separarono gli ufficiali dai soldati e dai civili. Molti, quando capirono che cosa stava accadendo, misero in atto delle forme passive e attive di resistenza, perché capirono quale sarebbe stato il loro destino se fossero stati riconsegnati. Alcuni cercarono di scappare e ci riuscirono, altri invece decisero di suicidarsi. Gli inglesi stimarono alla fine di aver consegnato circa 23.000 cosacchi e caucasici. Molti degli ufficiali finirono nei gulag e lì morirono. Tutti i leader del movimento collaborazionista, tra i quali i già citati Romanov, Krasnov e altri, furono processati e giustiziati nel 1947. Questa vicenda rappresenta certamente un unicum nella seconda guerra mondiale in Italia. In nessun altro luogo vi fu un'occupazione di un esercito non tedesco che si insediò con la propria popolazione al fianco della popolazione locale. Anche per questo l'occupazione appunto ha lasciato una traccia profonda per l'impatto militare, politico, economico, sociale, ma anche emotivo che ha comportato.
Moltissimi sono stati i libri scritti sull'argomento, molte e sfaccettate sono ancora le memorie, che aprono dibattiti che fanno discutere ancora oggi. Anche per queste ragioni questa vicenda ha ispirato molte opere letterarie dalle quali non è sbagliato partire per calarsi in questo clima molto particolare dei mesi dell'occupazione e penso soprattutto ai libri di Sgorlon, di Magris e di Zanier.